الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Oggi inshallah, andando avanti nella nostra serie Le tracce dei profeti, continueremo ciò che abbiamo iniziato la scorsa lezione della storia di Nuh alayhi salam. Abbiamo citato nella scorsa lezione che Nuh alayhi salam è il primo messaggero che ha inviato Allah tabaraka wa ta'ala. Per secoli la discendenza di Adam alayhi salam ha vissuto nel Tawhid, ha vissuto nell'unificazione e nell'adorazione di Allah tabaraka wa ta'ala. E questo è il patto che Allah subhanahu wa ta'ala ha preso dalla discendenza di Adam, come abbiamo visto nelle prime lezioni. Ed è il motivo per cui Allah subhanahu wa ta'ala ci ha creato. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Non ho creato i jinn e gli uomini se non affinché mi adorassero. Al-ibada, l'adorazione, l'unificazione di Allah subhanahu wa ta'ala è il motivo per cui Allah subhanahu wa ta'ala ci ha creati. Ed è stata la raccomandazione di Adam alla sua discendenza. E così sono rimasti finché secoli dopo cominciò ad entrare shirk nella discendenza di Adam. Shirk, l'associazione ad Allah subhanahu wa ta'ala, l'associare ad Allah subhanahu wa ta'ala qualcun altro nella sua adorazione azza wa jal. E abbiamo visto nella scorsa lezione come la discendenza di Adam ha cominciato a adorare le statue, come quando sono morti quegli uomini devoti hanno costruito delle immagini per ricordarsi di questi uomini e aumentare la loro adorazione. Poi è arrivato Shaitan finché li ha convinti a adorare queste immagini e queste statue, e questo è dovuto anche al cambiamento delle generazioni, e la conoscenza, la sapienza si è andata persa e hanno dimenticato le vere storie di quegli uomini finché hanno cominciato ad adorare queste statue. E allora, per la misericordia di Allah subhanahu wa ta'ala, ha inviato il suo primo messaggero Nuh alayhi wa ala rasulina as-salatu wassalam. E questa è una rahma di Allah subhanahu wa ta'ala, perché Allah subhanahu wa ta'ala ci ha mostrato tutti i segni per seguire la retta via. Ha mandato inviati, messaggeri, profeti, ha fatto scendere libri sacri, ci ha fatto vedere i suoi segni nella sua creazione, nel suo decreto subhanahu wa ta'ala, ci ha mostrato tutti i segni per seguire la strada di Allah tabaraka wa ta'ala. E tutti i messaggeri, come vedremo, tutti sono arrivati con lo stesso messaggio di unificare Allah tabaraka wa ta'ala. Per questo motivo dice Allah azza wa jal: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. E abbiamo inviato in ogni popolo un messaggero: adorate Allah ed evitate at-taghut. Il taghut è tutto ciò che è adorato o seguito o obbedito oltre ad Allah tabaraka wa ta'ala. E disse Allah azza wa jal: وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. E chiedi a coloro che abbiamo inviato prima di te, di messaggeri, di nostri messaggeri, abbiamo forse reso oltre al misericordioso degli dei che vengono adorati? E disse Allah azza wa jal:
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. E non inviammo prima di te nessun messaggero che non gli abbiamo rivelato che non c'è divinità adorabile tranne me, dunque adoratemi. La religione di tutti i profeti è l'Islam, la sottomissione ad Allah subhanahu wa ta'ala. Era la religione di Adam ed è la religione di Idris alayhi salam, la religione di Nuh e di tutti i profeti che studieremo bi'idhnillahi azza wa jal. كما قال ابن القيم في نونيته: هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، وله دعا هود النبي وصالح، وهما لدين الله معتقدان، وبه أتى لوط وصاحب مدين، فكلاهما في الدين مجتهدان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من نفحة النيران، هو دين أو قال: وبه حمى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يعقوب النبي ويونس، وكلاهما في الله مبتليان، هو دين داود الخليفة وابنه، وبه أذل له ملوك الجان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذا الشيخان، وله دعا عيسى بن مريم قومه، لم يدعهم لعبادة الصلبان، والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سما على الصبيان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Quindi Allah Azza wa Jal inviò Nuh alayhi salam al suo popolo. Disse Allah subhanahu wa ta'ala: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Abbiamo inviato Nuh al suo popolo. Dunque disse: o popolo, adorate Allah, non avete nessuna divinità tranne Lui, ho paura per voi il castigo di un grande giorno. E disse Allah Azza wa Jal: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. E abbiamo inviato Nuh al suo popolo: io sono per voi un chiaro ammonitore. Dunque, che non adoriate nessuno tranne Allah, in vero ho paura per voi il castigo di un doloroso giorno. E disse Allah Azza wa Jal, le parole di Nuh furono: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. O popolo, adorate Allah, non avete nessuna divinità tranne Lui, non temete, non avete timore, non avete paura. أفلا تتقون. E Allah subhanahu wa ta'ala ha dato il nome di una sura con il nome di Nuh alayhi salam, ed è la sura che abbiamo letto nella preghiera dell'Isha. E in questa sura Allah subhanahu wa ta'ala ci ha mostrato come Nuh alayhi salam ha chiamato il suo popolo al Tawhid. Dice Allah Azza wa Jal: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى
إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Disse: o popolo, io sono per voi un chiaro ammonitore, dunque adorate Allah e temetelo e obbeditemi, che perdonerà, o affinché perdoni i vostri peccati e vi faccia ritardare fino a un termine prestabilito, perché se il termine di Allah arriva non verrà ritardato, se solo voi sapeste questo. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Guarda Nuh alayhi salam cosa dice ad Allah subhanahu wa ta'ala. Disse: o mio Signore, ho chiamato il mio popolo di notte e di giorno. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Ma la mia chiamata non ha fatto altro che aumentare la loro repulsione, il loro rifiuto, la loro lontananza. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Disse: e ogni volta che li ho chiamati affinché tu li perdoni, hanno messo le loro dita nelle loro orecchie e si sono avvolti nelle loro vesti e hanno insistito in questo e sono stati superbi, una grande superbia, il kibr, la caratteristica di Iblis. wastakbaru istikbara, troppo kibr, troppa superbia dell'ascoltare le parole di Nuh e seguire il suo consiglio. Disse: ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Poi li ho chiamati ad alta voce, poi li ho chiamati pubblicamente e li ho chiamati in segreto e ho detto loro: chiedete il perdono al vostro Signore, poiché il vostro Signore è il perdonatore. Ma nonostante tutta questa insistenza di Nuh alayhi salam nella da'wah del suo popolo, qual è stata la risposta? Guarda, in tutti i modi in cui Nuh ha chiamato il suo popolo, qual è stata la loro risposta? Dice Allah Azza wa Jal: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Dissero i grandi nobili, i capi del suo popolo: in vero ti vediamo in una chiara deviazione. Dalal, tu sei perso, sei traviato, sei deviato. Disse: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. Disse: o popolo, non ho nessuna deviazione né traviazione, non sono perso, ma sono un messaggero del Signore dei mondi. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Vi riferisco i messaggi del mio Signore e vi do il consiglio e so di Allah ciò che voi non sapete. E questa è la caratteristica dei profeti e dei messaggeri, che ammoniscono, che sono più sapienti di Allah in mezzo al loro popolo, che consigliano, che avvertono del castigo di Allah tabaraka wa ta'ala. Ma cosa dissero? Sentite le loro parole. قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Dissero:
non vediamo o vediamo che tu sei solo un uomo come noi. Come fai a dire che sei un profeta? Tu sei solo un uomo come noi. E vediamo che ti hanno seguito solo i più deboli, quelli che ai loro occhi erano poco nobili, di poco valore. Badi al-Rai, cioè appena ti hanno sentito, ti hanno seguito. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. E con questa vostra fede non vediamo che avete qualcosa migliore di noi o un valore superiore al nostro valore. بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Noi crediamo che voi siate dei bugiardi. Questa è la risposta del popolo di Nuh. E guarda cosa hanno detto, questa cosa, ti hanno seguito solo i più deboli. E questa è la caratteristica dei profeti. Tornando un attimo alla storia del nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e tra parentesi, cari fratelli, vedrete molte somiglianze tra le storie dei profeti e la storia del nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Il metodo di da'wah, la risposta dei miscredenti, la punizione di Allah subhanahu wa ta'ala. Ci sono delle sunan che Allah subhanahu wa ta'ala ha reso fisse nella sua creazione. Anche il profeta sallallahu alaihi wasallam, la maggior parte di coloro che l'hanno seguito erano quelli di un basso lignaggio, diciamo di poco valore nella società, e i più grandi di quelli, la maggior parte di quelli che l'hanno rinnegato erano i nobili, così Nuh alaihi salam. E queste parole erano le parole dei grandi capi, dei nobili del suo popolo. Ma la sunna di Allah azza wa jal, che i profeti per la maggior parte sono seguiti dai deboli, dai poco nobili. E nel hadith riportato nel Bukhari, quando Abu Sufyan, quando era ancora nel shirk, è andato nel commercio in Sham e l'ha chiamato Heracl, il re dei Romani, e gli ha fatto delle domande sul profeta sallallahu alaihi wasallam, di questo uomo che dice di essere un profeta, e gli ha chiesto: sono i nobili che lo seguono o i deboli? Abu Sufyan, non era sua caratteristica mentire, disse i deboli, disse Heracl, e così è l'abitudine dei profeti, sono seguiti dai più deboli. E questi, il popolo di Nuh, cosa hanno detto? Badi al-Rai, appena ti hanno sentito, ti hanno seguito e l'hanno vista come una mancanza, quando in realtà questa è la lucidità, questa è la giusta strada, perché la persona che sente il haqq, la verità, la luce, non tentenna, non esita, subito la segue. Per questo motivo guarda Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Il profeta sallallahu alaihi wasallam dice, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: tutte le persone che ho invitato all'Islam hanno esitato, ci hanno pensato, tranne Abu Bakr radiyallahu anhu. Non ha esitato, non ci ha pensato, subito ha accettato l'Islam. Per questo motivo, quando è morto il profeta sallallahu alaihi wasallam, tutti i sahaba si sono riuniti sul fatto che Abu Bakr è il suo successore, senza esitare, senza pensarci, perché è il migliore di tutti i compagni del Rasul sallallahu alaihi wasallam. E hanno detto il popolo di Nuh, hanno detto a Nuh e a quelli che l'hanno seguito: e non vediamo che avete nessun valore, cosa avete in più rispetto a noi? Questi che ti hanno seguito, in cosa sono migliori di noi per il fatto che ti seguono? Se fosse qualcosa di bene, noi i primi ti avremmo seguito prima di loro. Tutti questi affronti e queste risposte, cosa risponde Nuh alaihi salam? Non solo questo, قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. Dissero a Nuh: se non finisci a Nuh sarai lapidato, verrai fatto uscire, esiliato dal nostro paese. Tutto quello che ha vissuto il nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam l'hanno vissuto i profeti prima di lui. Anche lui l'hanno minacciato, l'hanno insultato, gli hanno dato del pazzo, dello stregone, di tutto e di più. È la sunnah dei profeti prima di lui. E questo, cari fratelli, è il segreto per cui Allah azza wa jal, un terzo del Coran è tutto storie dei popoli passati, perché le storie alzano il tuo morale. E questo l'ha citato Allah azza wa jal nel Coran: كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ,
per stabilizzare il tuo cuore. Quando il nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam riceve tutta questa cattiveria e questo male del suo popolo e vede quello che hanno passato i profeti prima di lui e vede come al-aqibatu lil muttaqin, come dice Allah Azza wa Jal, la buona fine sarà per coloro che temono Allah Azza wa Jal. Questo dà una forza nella da'wah e questo serve anche a noi quando vedi che quando lavori per Allah subhanahu wa ta'ala fai tanti sacrifici e la gente ti parla male e non accetta e c'è chi ti dà del pazzo e chi ti caccia via e chi parla male di te. Ricordi quello che hanno subito i profeti prima di te e che tu stai subendo solo la polvere in confronto a quello che hanno subito loro, ma con la loro stabilità e la sincerità e il lavoro per Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal ha dato loro la vittoria, come vedremo. Disse Nuh, qual è la sua risposta? Ha risposto con cattiveria, in modo duro? No, non è questa la sunnah dei profeti. Come dice Allah Azza wa Jal, rivolgendosi al nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Se tu fossi stato aspro con la tua lingua, duro col tuo cuore, si sarebbero allontanati da te. Ma Allah Azza wa Jal ha insegnato ai suoi profeti e ha insegnato ai credenti: ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Chiama al sentiero del tuo Signore con la saggezza e quella buona parola. Non c'è bisogno di urlare, di essere cattivi, di imporre qualcosa. La hidayah, la guida del cuore è in mano di Allah tabaraka wa ta'ala. Tu devi solo trasmettere il messaggio nel modo migliore, nel modo più dolce. Avete mai sentito nella sira del profeta sallallahu alaihi wasallam un modo duro di fare da'wah? Mai questo lo troverai. Hai mai visto il profeta sallallahu alaihi wasallam forzare qualcuno ad accettare l'Islam o a rispondere con il male a qualcuno che l'ha trattato male? Questo mai lo trovi. Eppure Allah Azza dice: avete nel messaggero di Allah una giusta guida, una buona guida, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dice Nuh rispondendo al suo popolo: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Dice: o popolo, vedete se io fossi sulla giusta, se io sono sulla giusta guida di Allah Azza wa Jal e Allah Azza wa Jal mi dà una rahma da lui, mi dà la profezia, mi rende un messaggero, una rahma di Allah Azza wa Jal, fa'ummiyat alaykum, ciechi, siete stati ciechi dal seguire questa rahma, questa guida. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Possiamo forse obbligarvi a seguirla mentre voi non la volete? Guarda il modo in cui risponde Nuh alayhi salam. Non posso obbligarvi a seguire la misericordia di Allah subhanahu wa ta'ala. E come dissero i profeti, dopo di Nuh, dissero: وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. Ansahu lakum, vi do il consiglio, ma a voi non piace chi vi consiglia. Io vi ho consigliato in tutti i modi. Guarda cosa dice Nuh: li ho chiamati di giorno e di notte, in tutti i modi, tutte le metodologie di da'wah le ho usate. Ma se voi non volete seguire la strada di Allah Azza wa Jal, come posso imporvela? Poi dice Allah Azza wa Jal: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. Cosa hanno detto il popolo di Nuh? Caccia i deboli che ti hanno seguito e così noi nobili ci riuniremo sotto di te o con te. Caccia i deboli e noi ti seguiremo. Guarda, kibr. Non accettano di essere messi in un unico livello con chi è più basso di loro. E questo c'era anche nei mushrikin di Quraysh, il kibr, il nafs,
non ha permesso loro di seguire il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E così il popolo di Nuh caccia i deboli. Ma rispose Nuh: e io non caccerò coloro che hanno creduto, poiché incontreranno il loro Signore. Però io vedo che voi siete uomini, siete un popolo che ignora. Innahum mulaqu rabbihim, incontreranno il loro Signore. Cosa farò se davanti ad Allah Azza wa Jal mi incontreranno e io li avrò cacciati? Cosa dirò ad Allah subhanahu wa ta'ala? Cosa sarà la mia risposta davanti ad Allah subhanahu wa ta'ala? E poi disse: وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. O popolo, e chi mi salverà da Allah se io caccio loro? Se li caccio via, chi mi salverà da Allah Azza wa Jal? أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Non riflettete. E disse Nuh alayhi salam: وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. O popolo, non vi chiedo soldi per quello che sto facendo. Non vi sto chiedendo ricchezze, di darmi questo, di darmi quello. La mia ricompensa è da Allah Azza wa Jal. E questo tutti l'hanno pensato di quelli che hanno rifiutato la da'wa dei profeti. Guarda il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gli hanno offerto di tutto. Vuoi il potere? Ti rendiamo re su di noi. Vuoi le donne? Scegli la migliore delle donne. Vuoi la ricchezza? Ti rendiamo il più ricco fra di noi. Ma non hanno capito che questo profeta e chiunque segue i profeti nel chiamare alla strada di Allah Azza wa Jal con sincerità aspetta la sua ricompensa da Allah Azza wa Jal. E la ricompensa di Allah Azza wa Jal è migliore di qualsiasi cosa che potrai avere in questa dunya. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Quello che è Allah Azza wa Jal è migliore e più duraturo. Cosa mi dai la ricchezza? Morirò e la lascerò. Mi dai il potere? Me ne andrò e non avrà nessun valore. Le donne non avranno nessun valore. Ma quello che Allah Azza wa Jal rimane. La ricompensa di Allah Azza wa Jal rimane. Quindi Nuh disse al suo popolo: non vi sto chiedendo ricchezza, la mia ricompensa ce l'ha Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ. E non vi dico che ho i tesori di Allah, e né che conosco l'ignoto, e né che sono un angelo. E non dico a coloro che vedete con un brutto occhio, cioè quelli deboli che l'hanno seguito, non dico che non avranno del bene da Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal sa quello che c'è nei loro cuori. E se lo faccio, se li caccio, inni idalla min adh-dhalimin. Sono veramente tra gli ingiusti. Questa fu la risposta di Nuh alayhi salam. E passò il tempo, e Nuh per lungo tempo ha continuato a contrariare il suo popolo e a consigliare e a dare i segni e le prove e a dialogare in tutti i modi, generazione dopo generazione. Per quanto tempo Nuh ha continuato questo? Dice Allah Azza wa Jal: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Rimase in mezzo a loro 1000 anni tranne 50, cioè 950 anni. 950 anni di da'wah. E abbiamo visto nelle lezioni passate che questi uomini non vivevano come noi, vivevano centinaia di anni, non come noi. 950 anni che chiama il suo popolo al Tawhid. Riesci a immaginare questo? 950 anni. Allah musta'an. E come riporta Ibn Kathir, rahimahullah, fil Bidaya wa Nihaya, generazione dopo generazione raccomandavano ai loro figli di non seguire Noè. Ogni uomo che aveva un figlio, appena il suo figlio cresceva, la prima cosa che gli insegnava e gli raccomandava: non seguire le parole di Noè. Per questo motivo furono pochi quelli che seguirono Nuh alayhi salam. Ed è questo il segreto
della parola che disse Nuh alayhi salam quando fece il dua ad Allah Azza wa Jal di annientare i miscredenti, disse: se li lasci devieranno e travieranno i tuoi servi e non genereranno se non fajiran kaffara, ingrati, solo miscredenti ingrati. Ognuno raccomanda al suo figlio la miscredenza. Allahu al-Musta'an. Dopo tutti questi anni dissero il popolo di Nuh: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Dissero: oh Nuh, ci hai contrariato e hai esagerato nel contrariarci. Dunque, dacci quello che ci prometti se sei veramente sincero. Ci prometti il castigo, la punizione di Allah Azza wa Jal? Portacela. Se hai ragione, se sei veritiero, portaci la punizione di Allah Azza wa Jal. Allora disse Nuh: قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. Disse: è Allah che se vuole che vi arriverà con il castigo, vi arriverà con quello che voi credete, وما أنتم بمعجزين, e non avete nessun potere. Se Allah Azza wa Jal vorrà castigarvi, sarete impotenti, perché Allah Azza wa Jal ogni cosa che vuole, kun fayakun, un suo ordine subhanahu wa ta'ala, e quello che vuole succede. Azza wa Jal. Poi dice Nuh delle parole che ti fanno assaggiare i sentimenti che ha provato Nuh in quel momento. Dice Allah Azza wa Jal: وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. E non vi sarà utile il mio consiglio se io voglio consigliarvi, se Allah subhanahu wa ta'ala vuole deviarvi. Lui è il vostro Signore e a Lui ritornerete. Subhanallah. Se Allah Azza wa Jalla non vuole per voi la guida, posso consigliarvi quanto voglio, ma non sarete guidati. Al-Huda, Huda Allah Azza wa Jalla. Puoi fare tutta il da'wah che vuoi. Questo è un sabab, ma quello che guida, colui che guida, Allah subhanahu wa ta'ala. Quello è lo zio del Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Quanta da'wah ha fatto per lui il nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Quanta da'wah? Eppure non l'ha seguito. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu non guidi chi vuoi, chi ami, ma Allah Azza wa Jal guida chi vuole. Allah al-Musta'an. Poi disse Allah Azza wa Jal: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. E fu rivelato a Nuh che non ti seguirà nessuno se non quelli che ti hanno già seguito. Nessun altro ti seguirà del tuo popolo. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Non rimanerci male per quello che hanno fatto. Basta. È arrivata la rivelazione, ya Nuh, nessun altro del tuo popolo ti seguirà. Dopo tutti questi anni, nessun altro ti seguirà se non quelli che ti hanno già seguito. E dice Allah Azza wa Jalla: وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَحِينَا. E costruisci la nave col nostro occhio e con la nostra rivelazione, e non parlarmi di coloro che sono stati ingiusti, essi verranno annegati. E questo succede quando Nuh, in questo momento di rabbia, in questo momento in cui tutte le porte sono chiuse tranne la porta di Allah Azza wa Jal, che non si chiude mai, Nuh ha fatto dua contro il suo popolo. Ha invocato Allah Azza wa Jal contro il suo popolo. Come disse sallallahu alaihi wasallam: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. Ogni profeta ha una invocazione accettata da Allah Azza wa Jal. E i profeti hanno invocato Allah Azza wa Jal contro il loro popolo.
tranne il nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando è arrivato Malakul Jibal, l'angelo delle montagne, Ya Muhammad, se vuoi li schiaccio fra le montagne di Mecca. Disse no, chissà che Allah Azza wa Jal faccia discendere da loro chi unifica Allah Azza wa Jal e non gli associ nessuno. E disse sallallahu alaihi wasallam, ogni profeta ha un'invocazione ascoltata o esaudita, e io ho ritardato la mia invocazione per la mia umma nel giorno del giudizio. La shafa'a. Allah Azza wa Jalla invocherà Allah Azza wa Jalla per noi nel giorno del giudizio. E questa invocazione dice, l'avrà chiunque morirà senza associare niente ad Allah tabaraka wa ta'ala. Quella rahma del nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nuh invocò Allah Azza wa Jalla contro il suo popolo. Dice Allah Azza wa Jalla, وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. E ci ha chiamato Nuh, e noi siamo i migliori che rispondono. E dice Allah Azza wa Jal, وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. E Nuh, quando chiamò dapprima, e abbiamo esaudito la sua chiamata, e dunque lo abbiamo salvato e la sua famiglia dalla grande difficoltà. E dice Allah Azza wa Jal, قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Disse, oh mio Signore, il mio popolo mi ha rinnegato, dunque apri fra me e loro, risolvi fra me e loro, e salvami e chi è con me dei credenti. Nell'altra ayah dice Allah Azza wa Jal, فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. Dunque invocò il suo Signore, oh mio Signore, sono sconfitto, dammi la vittoria. Qual è questa da'wah che ha fatto Nuh? Questa da'wah l'abbiamo letta nella preghiera dalla sura di Nuh. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. E disse Nuh, Ya Allah, non far rimanere nessun miscredente che abita sulla faccia della terra. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. Ya Allah, se tu li lascerai, travieranno i tuoi servi e non genereranno se non perversi ingrati, i loro figli saranno come loro. Ya Allah, cancella dalla faccia della terra chiunque sia nel kufr, nel shirk. Questo è stato il dua di Nuh alayhi salam. Allora Allah subhanahu wa ta'ala ha ordinato a Nuh di costruire la nave, il fulk. E poi, infine, diciamo, cari fratelli, quando Allah Azza wa Jal ha ordinato a Nuh di costruire la nave, gli ha detto una cosa particolare. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Ya Nuh, non tornare a parlarmi di quelli che sono stati ingiusti, tutti saranno annegati. Hai fatto dua contro il tuo popolo e ho promesso che ti renderò vittorioso e ti ho ordinato di costruire la nave su cui verrai salvato. Però quando vedrai il mio castigo, non tornare a chiedere pietà per loro. Perché laysa al-khabaru kal-ayan. Quello che viene detto non è come quello che viene visto. E questo inshallah lo vedremo bi'idhnillahi azza wa jal nella prossima settimana bi'idhnillahi azza wa jal. Quando Nuh comincerà a costruire la nave bi'idhnillahi azza wa jal, e come reagirà il suo popolo vedendo Nuh che costruisce questa nave, e quando Allah azza wa jal darà il suo ordine, cosa succederà a Nuh e a coloro che lo seguiranno, e cosa succederà ai miscredenti del suo popolo. Tutto questo lo vedremo inshallah nella prossima settimana bi'idhni al-Mawla jalla fi ulah. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.